Ah, cosa sapevo di Padova? Che conoscevo Sant'Antonio, vabbè, era famosissimo in tutto il mondo, quindi non potevo non saperlo. E lo stadio conoscevo perché ho avuto la fortuna di fare l'unica partita in nazionale con l'Ippi e quindi già lo conoscevo Leograni. Giampiero Pinzi, 11-3-1981, centrocampista. Ma quando mi è stato detto che il Padova era interessato mi è venuto subito in mente quella partita in nazionale contro l'Islanda. Chiaro, quella partita, giocare con la maglia della nazionale, sentire l'inno lì dentro al campo è un'emozione, una scarica di adrenalina incredibile. Ho avuto la fortuna, non la sfortuna di... alcuni mi dicono perché solo una volta hai indossato la maglia nazionale avendo fatto anche campionati buoni e ottimi con l'Udinese. Però io dico, sono stato fortunato di aver indossato la maglia dell'Italia almeno per una volta perché è un ricordo indelebile. Io sì, sono nato a Centocelle in questa borgata diciamo, molto affollata. Ho fatto un'infanzia veramente bellissima, i miei genitori avevano delle attività lì in zona e quindi è stato, praticamente a Roma l'ho vissuto lì a Centocelle, che se mi dicono i musei so pochissimo, l'ho vissuto lì nella borgata facendo le cosiddette vasche su e giù per la via principale, via dei Castani. E ho passato gran parte della mia infanzia. Purtroppo a mia mamma gli ho fatto passare le pene dell'inferno perché da ragazzo ero veramente un disastro. Il mio primo ricordo legato al calcio, forse sono troppo datato e faccio un po' fatica a ricordarne uno preciso. So solo che a 7 anni ero talmente curioso di andare a vedere una partita che mi sono arrampicato sulla porta di calcio e sono rimasto attaccato ai gancetti che tengono la rete, sfregiandomi la faccia con 50 punti, quindi questo è stato il regalino che io ho fatto a mia mamma per andare a vedere una partita di pallone. E diciamo che un po' forse è stato un segnale che dovevo giocare a calcio. La prima partita che ho visto allo Stadio Olimpico non era coperto, era il vecchio Olimpico dove dovevi andare 5 ore prima allo stadio per prendere posto e quando arrivava la partita o eri in un'insolazione o eri morto di freddo perché era talmente lunga l'attesa che era veramente, era un'altra atmosfera, altri tempi. Se non sbaglio un Lazio-Messina, se non ricordo male, dove la Lazio vinse 2-1, se la memoria non mi inganna. Sì, non ho mai nascosto la mia fede laziale perché penso che sia giusto così. Siamo persone normali che abbiamo gioito, siamo disperati per la nostra squadra del cuore e quindi non mi sembrava giusto nasconderla, anche se a volte mi ha dato qualche problema, però non importa. L'ho esordito con la Lazio in Champions League a Kiev, uno stadio stracolmo. Ricordo solo fischi, gli ucraini fischiavano sempre, pure quando avevano la palla, quindi o ero un po' stordito dall'emozione e potevo anche fare gol, che Mancini mi mise una palla incredibile davanti alla porta e sbagliai clamorosamente. E mi ricordo che a fine partita mi volevano intervistare le radio romane, un giornalista mi passò il telefono, io pensavo che era tipo che quando parli con un amico, pronto? E quello, ma che pronto? Stai in diretta sulla radio principale romana? Ero un po' emozionato. In campionato non ho avuto la fortuna di esordire perché comunque era una Lazio incredibile, di campioni di livello mondiale, dal primo all'ultimo. Pensare che Stankovic era diciamo, l'ultima ruota del carro a centrocampo, quindi era facile pensare di non poter giocare in qualche partita in campionato. Ho giocato in Coppa Italia dove poi abbiamo vinto, però non le sento mio. Io in quella squadra mi sentivo un tifoso. Pensare che a fine, quando abbiamo vinto lo scudetto, anzi hanno vinto lo scudetto, io ho festeggiato con i tifosi. Non sono salito sul pullman, non ho fatto la festa con loro dopo la partita perché appunto mi sentivo ancora un tifoso, andavo in trasferta. Quando Ericsson perché io poi andavo in albergo a cercare i biglietti perché partivo senza biglietto e Ericsson mi trovava lì alla hall e mi diceva
che stai facendo Pizzi? Diceva, mister, voglio vedere la partita, se può. E poi capito che la prima volta abbiamo vinto 3-0 fuori casa, quindi lui ormai era molto scaramantico, mi diceva ma vieni alla prossima trasferta, e se mi date i biglietti vengo, se no sto a casa. E quindi c'era questo pullman, poi da Lazio i festeggiamenti a Circo Massimo, c'era Marchegiani che in mezzo alla folla mi intravide e mi disse ma chi stai a fare lì, diciamo, un bandierone ce l'avevo lì a Circo Massimo, mi ho detto dai salito, no, sto qui, preferisco festeggiare qua con i tifosi, mi sentivo appunto più un tifoso. Ma poi ho avuto la fortuna, comunque non avendo spazio lì alla Lazio, perché come ho detto prima di grandissimi campioni, di approdare in una società, in una realtà come il Friuli e come Udine. Ho trovato da subito un ambiente familiare a misura d'uomo, con persone incredibili, giocatori come Gianni Chedda, Fiore, Muzzi, Sottil, Via Quinta. Abbiamo creato un gruppo veramente bellissimo, mi sono trovato alla grande, era la prima volta che andavo fuori di casa da solo, però diciamo che sono stato veramente bene. Io ero già fidanzato con una ragazza, adesso la mia attuale moglie, romana, che poi va a vivere su e dove adesso comunque siamo rimasti a vivere. Ho 2 figli di 14 e 9 anni, sono cresciuti praticamente lì e si sentono friulani al 100%. Lazio, il primo amore, la passione, tutto quello che di più bello un ragazzo possa sognare, penso. Il calcio ti dà grandi emozioni, anche di sconforto. L'Udinese, diciamo, l'amante potrebbe essere stata, perché comunque mi sono innamorato anche di Udine e dell'Udinese. Il Chievo un amico, lo vedo come un amico, come un presidente, come anche lì un ambiente molto familiare, molto equilibrato. E Brescia ha un po' un ambiente un po' esplosivo, un ambiente un po' anarchico, un po' così, anche perché veniva da un quasi fallimento, quindi, però un'esperienza anche Brescia è un'esperienza molto positiva, che mi ha aiutato a crescere molto, giocando tanti anni in Serie A, un po' la realtà distorta forse del calcio italiano a livello globale. Questa esperienza mi ha fatto vedere che le categorie inferiori è dura, stanno soffrendo molto, perché non ci sono più gli imprenditori di una volta, non ci sono più i soldi di una volta, ci vogliono le idee. Cosa ho scoperto? Una passione importante, un po' soffocata, perché negli ultimi anni qui a Padova si è sofferto molto a livello calcistico, qualche cicatrice penso l'ha lasciata. Per fortuna abbiamo fatto un giro d'andata, diciamo, esaltante fino adesso, e un po' l'entusiasmo sta uscendo fuori, l'amore per questa maglia, che è una maglia penso storica, una piazza, una delle più importanti in Italia, sicuramente del Triveneto, sta uscendo fuori alla grande. Allora, inizialmente un giocatore che mi potevo ispirare era Almeida, perché era lì vicino a me, accanto a me, era un recupera palloni, un guerriero indomabile. Quando partiva il coro allo stadio per Almeida cascavano i muri, era incredibile. Poi ho avuto la fortuna anche con Simeone di allenarmi, e anche lui è stato un vero maestro, perché è un guerriero, un giocatore incredibile. Poi diciamo, andando all'Udinese mi sono un po' ispirato a Gianni Chedda, perché anche lui ha lasciato un grandissimo ricordo, è un giocatore che non molla mai, che anche nelle difficoltà fisiche, infortunio, non si è mai tirato indietro. È un giocatore futuro, non lo so, anche perché spero di smettere tra un po' di anni, perché giocherò con mio figlio in squadra. No, non so, adesso sinceramente non mi ispiro a nessuno, cerco di godermi questi anni, quanti anni non so, se questo è l'ultimo, se è il prossimo, non ci penso ancora a tutto ciò. Ma l'avversario più difficile, dato che prima, anzi anche tuttora, comunque mi davano da marcare a uomo i giocatori trequartisti, i trequartisti delle squadre avversarie, uno che mi metteva molto in difficoltà era Kakà del Milan. La sua forza era lo stop da insegnare ai bambini alle scuole calcio, e i primi passi che erano devastanti. Tu sembravi che arrivavi su di lui, cercavo di aggrapparmi alla maglia, quando lui stavi lì vicino lui prendeva e partiva, cambiava passo, era
incredibile, mi mandava ai matti. Io poi, come sono fatto io, non esiste che mi sfuggi così facilmente, quindi cercavo in tutte le maniere, calci, cazzotti, trattenute le maglie, e lui un po' a volte si arrabbiava, però questo era il mio modo di giocare, come vedo il calcio io, di non far passare via nessuno. A Liverpool sì, ci fu un altro episodio, diciamo, carino, simpatico della mia carriera, dove mi ha reso famoso anche in Inghilterra, perché dopo quel placaggio nella Anfield Road mi arrivarono tantissime lettere di tifosi inglesi imbufaliti, perché per loro era un comportamento molto scorretto, non era un calcio, diciamo, che molto pulito da far play. Partì questo giocatore, non so come, non mi ricordo il suo nome, se Downing, scusate la pronuncia, si era involato e io un po' esaltato dallo stadio, un po' perché questo effettivamente era partito, era un contropiede molto pericoloso, mi sono involato, quando pure lì sono arrivato quasi a raggiungere, lui mi ha dato un'altra accelerata e io l'istinto mi ha detto buttalo giù in qualche maniera, pensavo che non c'era più nessuno dietro e mi è venuto istintivo questo placaggio stile rugby e, infatti quando mi sono alzato da per terra mi sono messo a ridere anch'io, perché era veramente di qualcosa di insolito. Per fortuna l'arbitro mi ha solo ammonito e poi in quella partita addirittura abbiamo fatto un'impresa storica vincendo lì a Liverpool. Partita più bella della mia carriera, poi ho fatte tante belle, non so, potrebbe essere, anche se abbiamo perso contro l'Arsenal negli spareggi di Champions League, all'andata il mister mi mise trequartista, neanche avvertendomi, neanche dicendomi niente prima della partita. Giocai contro Song, che poi lui andò al Barcellona. Fu una partita da parte mia, ma anche da parte di tutta la squadra, però da parte mia intensissima, con anche giocate da trequartista vero, oltre a tutte le botte comitate con il mio dirimpettaio, appunto questo Song. Il rimpianto della mia carriera potrebbe essere che ho perso diversi spareggi per andare nelle coppe. Mi viene in mente appunto quello con l'Arsenal, ma il più grande rammarico è quello contro lo Sporting Braga. Eravamo nettamente superiori, purtroppo abbiamo fallito tante occasioni da gol al ritorno, poi ci fu quel maledetto rigore a pallonetto di Michael Swell e niente, quello è forse uno dei più grandi rammarici della mia carriera. Ma io di hobby cambio di anno in anno, ho coltivato peperoncini diciamo, il mio hobby principale comunque sono gli animali, due rettili, un'iguana e un serpente a casa e un cane. Il fatto che comunque sono fuori spesso da casa, mi sono fermato qui, però quando mi stabilizzerò in una città, penso sia Udine, la mia casa potrebbe diventare un piccolo zoo. Ma come base sicuramente Udine, che lì adesso ho la mia famiglia, lì ho trovato il mio ambiente ideale. Poi non faccio programmi, perché quando nel calcio fai programmi, comunque penso di rimanere nel mondo del calcio, lo spero, perché è il mio mondo da sempre, cambi in un minuto a un altro. Sono andato via da Udine all'improvviso, sono andato via da Brescia all'improvviso, quindi diciamo che come base Udine, poi non so, vediamo. Per me la felicità è vedere i miei figli e la mia famiglia in generale contenta. Io vivo per i miei figli, vivo per la mia famiglia, per renderli felici, per dargli un futuro, diciamo, più agevole. Se riuscirò a questo intento nella vita, ho fatto le cose giuste e sarò l'uomo più felice al mondo.